La Nuova Venezia questa settimana ha fatto un'inchiesta giornalistica molto approfondita sull'area di Pili, che è quel terreno all'ingresso di Venezia poco prima del Ponte della Libertà. Un'area che l'attuale sindaco comprò prima di diventare sindaco 5 milioni di euro, sulla quale si impegnò durante la campagna elettorale di 5 anni fa a non fare nulla perché disse sarebbe un grande conflitto di interessi. Invece si scopre dall'inchiesta che lavorò alacremente lui con i suoi collaboratori per fare una variante urbanistica da sindaco su un'area che oggi era a destinazione verde urbano attrezzato, invece per fare delle grandissime cubature, centri commerciali, alberghi, direzionali, residenziali, eccetera. Il pressing delle opposizioni in Consiglio Comunale è serrato, ma la richiesta di chiarezza al sindaco sulla vicenda Pili va oltre Cafarsetti ed è fatta propria anche da parlamentari come il senatore veneziano Andrea Ferrazzi, che però sedeva in Consiglio a Venezia quando nel 2018 l'Assemblea votò la modifica di destinazione urbanistica dell'area. Il valore dell'area attraverso questa variante urbanistica emergerebbe dall'inchiesta spostarsi dai 5 milioni di acquisto ai 100-150 milioni alla fine del progetto di variante urbanistica. I gruppi consigliari, alcuni gruppi, tra cui il Partito Democratico, hanno chiesto naturalmente un confronto con l'amministrazione, perché non è possibile che un sindaco lavori non su interessi collettivi ma su interessi propri. Non è possibile né dal punto di vista generale né dal punto di vista particolare. Si faccia questo approfondimento perché un'amministrazione, una città come Venezia, massima trasparenza la vuole e la pretende.